In un posto come il carcere è importante lavorare perché diciamo che hai molto stress, no? Devi sopportare tante cose che nella vita fuori non ci sono. Mi chiamo Giulia e sono di Trieste. Vengo dall'Istituto di Trento e ancora prima da quello di Trieste. Prima Trieste, Trento, e poi è stata una tua scelta venire qui oppure... Diciamo che sì, è stata una mia scelta. Perché parlavano molto bene di questo carcere. Sì. Nel senso che ci sono un po' più di possibilità di lavorare. Sì, di lavorare. Ma per te il lavoro è importante? Molto importante. Dal punto di vista mentale, mamma mia, sì. Non tanto economico, insomma. No, più mentale proprio. Chiaramente avere 2 lire in più. Beh, sicuramente fa comodo. Subito in lavanderia oppure? Quasi subito in lavanderia. Ho fatto prima la scopina, ho fatto, sì, quello sostanzialmente. E poi... E ti piace? Mi piace molto, sì. Sì. Cioè mi sfoga, capito? Sì, poi essendo una sì, ho bisogno un po' di fare un po' di fatica, sì, esatto. un po' di sì, giusto per andare a dormire tranquilla. Dopo il lavoro vado in palestra, sì, non c'è una palestra vera e propria, però ci sono i pesi, c'è il tappeto, mi arrangio, no? Sì. E poi così sono stanca e posso chiudere gli occhi, tranquilla. E pensare al futuro. Esatto, soprattutto al futuro, non vedo l'ora. Ma speriamo non tanto, ti dico la verità. Spero che sia un annetto così. Dimmi, ecco, che sia più lungo, poi magari speriamo. Un altro annetto e poi basta. Speriamo. E quando esci il sogno? Perché ne avrei, cioè sarebbe un po' più lunga la mia condanna, però sto facendo di tutto per accorciare 45 giorni. Sì, esatto. E senti, quando esci la prima cosa? La prima cosa quando la porta dietro. La prima cosa è un caffè, dimmelo proprio sinceramente. Non lo so. Il fidanzato. Guarda, questo sicuramente. Cercherò l'amore. L'amore che... O ce l'hai? No, ce l'ho, ma è lontana adesso. Ho capito. Però la prima cosa, non lo so. Un caffè. Forse uno spritz, dai. Effettivamente basta uno sguardo. Dopo con alcune bisogna un po' magari parlare un po' di più, nel senso chiarire bene la situazione, perché magari non capiscono, non vogliono capire, ecco, meglio. È meglio chiarire. Però sì, non si arriva mai allo scontro vero e proprio, perché a parte che non è, secondo me non è da fare, no? Poi se vuoi concludere tutto in una... Sì, ma anche proprio come persona, come anche crescita. Una volta ero molto violenta, reagivo subito, adesso ho imparato che non serve. Ma perché? Che poi le conseguenze a chi vanno? A te. E allora? Anche l'altro giorno è arrivata una ragazza nella nostra cella, l'abbiamo accolta, gli abbiamo offerto il caffè, normale. Gli abbiamo solo spiegato: guarda, qualsiasi cosa di cui hai bisogno, per favore chiedi. Perché tante magari rubano, tante... capito? Usano un po' i meccanismi che usavano fuori. Quindi basta subito dire le cose in chiaro: guarda, per favore chiedi, dove posso ti aiuto, dove non posso mi dispiace, ma no. Però non oltrepassare. No. E senti, con ragazzi di altre nazionalità ci sono problemi oppure? No, guarda, sono in cella con una marocchina, una rumena, una cinese, cioè siamo proprio tutte miste, quindi... anche bello. Sì, ci sta, sì. Noi abbiamo un negozio in cui presentiamo i nostri abiti, abbiamo questa sartoria all'interno del carcere, una sartoria invece a Saccafisola, dove possono andare le donne che hanno cominciato qui da noi nel momento in cui erano all'interno del carcere e hanno deciso di rimanere o dopo la pena oppure stanno facendo il fine pena, per cui in forme alternative di detenzione, tipo l'articolo 21, e lo passano nella nostra sartoria esterna. Qui noi creiamo, è un laboratorio diciamo 100% artigianale, perché creiamo ancora i cartamodelli, come vedete alle mie spalle, in carta, per cui andiamo alla ricerca dell'esigenza del cliente, delle stoffe. Siccome molte stoffe sono di donazione,
Allora noi non abbiamo la libertà che hanno le aziende normali di scegliere il modello e in base al modello decidere che stoffa vogliono. Noi riceviamo la stoffa e in base alla stoffa dobbiamo adattarci rispetto al modello da fare. Per esempio adesso la mia collega Patrizia sta lavorando su una stoffa rigata bianca e nera, che non è un tessuto semplicissimo. La stoffa è molto bella perché è una seta, però non è una stoffa molto facile da portare. Un rigatto bianco e nero è una stoffa abbastanza importante, quindi stiamo cercando facendo delle prove, cercando una forma che renda appetibile per un cliente che deve indossare il capo ogni giorno anche una stoffa così particolare. Ci sono di musulmani, ortodosse, chi non crede, c'è anche chi magari non ti saluta perché non vuole, perché sei suora, vabbè, ci sta. C'è invece anche chi magari, per esempio, c'è qualche musulmana, mi ricordo che quando hanno eletto Papa Leone XIV è venuta a farmi le congratulazioni e ha pregato lei in arabo, quindi ho detto però, quindi ecco c'è anche un dire, Una spiritualità. siamo insieme. E poi per esempio la chiesa, anche se vengono a pregare quando è aperta oppure vengono alle celebrazioni, agli incontri, vengono tutto. Siamo presenti la mattina di solito, tutte le mattine, anche il sabato pomeriggio e la domenica mattina. Sì. Se non ci siamo, va bene, o aspettano che arrivi oppure ci sono persone alle quali possono rivolgersi anche qua. Innanzitutto la cooperativa Rioterra dei Pensieri nasce nel 94. Sì. Nel 94 nelle carceri italiane non c'era quasi nessuna di esperienze e di incontro tra l'esterno, chiamiamola la società civile, e l'interno. E quindi è nata con l'idea di far trascorrere il tempo alle persone in carcere e dal colloquio con le persone in carcere, con l'idea che in carcere si stava fermi, stava fermi in una cella, per, a parte l'ora d'aria, per tutta la giornata. E quindi l'idea iniziale era quella di dare un'alternativa alla cella. E chiaramente negli anni la cooperativa è cresciuta, oggi è una cooperativa che si occupa di inserimento lavorativo, lo fa attraverso attività di formazione e poi di laboratori. Abbiamo al carcere femminile 2 attività che sono l'orto e il laboratorio di cosmesi. In questi spazi noi facciamo, come avete visto oggi, formazione e successivamente alla formazione inserimento lavorativo. Una volta che le donne hanno fatto questo percorso vengono inserite e assunte. Possono uscire, iniziano lavorando qui e sono assunte dalla cooperativa con un regolare contratto di lavoro. Mi hanno invitato la dottoressa Marta, mi ha detto c'è un corso di cosmetica, ti piacerebbe che tu fai? Ho detto ma cosmetica come? Perché ero un po' spaventata, no? E lei mi ha detto no, stai tranquilla, so che ce la fai, perché ho scelto te perché ce la fai. Mi hanno fatto fare colloquio con Vania, presidente. Mi hanno messo che un giorno così iniziamo un corso, vediamo come va. Sono iniziato. Quindi da quanto tempo è che lavora nel laboratorio di cosmesi? Dal 2022. Dal 2022? Sì, già 3 anni. Sì, 3 anni. Ormai è diventato un esperto. Quante persone lavorano insieme a lei qui? Prima siamo in 3, dopo un'uscita, adesso siamo in 2. In 2. Sì. E lavorate dalla mattina fino al pomeriggio, andiamo a mangiare, un'ora di riposo, dopo ritorniamo ancora. Aveva mai avuto esperienze di questo tipo di lavoro? Mai anche pensando alla mia vita. E le piace? Sì, adesso sì. Ci racconta cosa fate? Facciamo tanti, questo è il nostro prodotto di solido, è biologico, facciamo perfumo, crema, acqua perfumata. Abbiamo deodorante solido, abbiamo burro karité solido e anche candela, facciamo tante cose.
Tutte le attività trattamentali presenti sono pensate in funzione delle persone. Tutte le donne che sono ristrette in questo istituto hanno la possibilità e hanno l'opportunità di ricostruirsi e di fare un percorso orientato al rientro nella società, nella legalità. Ecco. Quindi per costruire un percorso del genere viene offerta loro la possibilità di fare formazione professionale, di lavorare, di rendersi autonome, indipendenti e quindi di prepararsi ad un futuro sicuramente diverso per molte di loro rispetto a quando sono entrate.